Giovanni Parisi, allora quali le novità ti stai muovendo? Hai anche raccolto delle firme, hai incontrato anche alcuni leader parlamentari, con quali obiettivi? In questi giorni ho consegnato al vice ministro delle infrastrutture, Cancelleri, una petizione che ho fatto su una piattaforma in rete, sul web. Questa petizione ha già raccolto ad oggi più di 8.000 firme, ma io penso di arrivare anche a 10.000 fino alla fine del mese. La petizione consiste nel chiedere al governo nazionale, alle ferrovie dello Stato, oggi Trenitalia, e alla regione, nonché anche ai comuni interessati, la possibilità che la linea ferroviaria Agrigento-Caltanissetta, oggi molto obsoleta, venga ristrutturata per far sì che in meno di 50 minuti si possa collegare alla nuova linea ferroviaria che da Palermo va a Catania. Così facendo, da Agrigento si può arrivare all'aeroporto di Catania in 2 ore meno un quarto. Che significa tutto questo? Significa far uscire fuori la nostra città da uno isolamento di collegamento con tutto il resto d'Italia e del mondo, perché se si parte dalla stazione centrale di Agrigento e si arriva in 2 ore meno un quarto all'aeroporto di Catania, si può prendere qualsiasi aereo per qualsiasi parte d'Italia e del mondo. Ora, i turisti che non hanno nessun motivo di atterrare per forza ad Agrigento, visto che l'aeroporto di Agrigento non è stato mai realizzato, atterrando a Catania arrivano in meno di 2 ore ad Agrigento, anche perché i turisti poi atterrando a Catania hanno tutto l'interesse a girare per la Sicilia, quindi a loro interessa arrivare prima possibile nella nostra città, e anche noi stessi cittadini prima possibile arrivare a Catania. E per chi vuole proseguire in treno, mi sono informato, da Reggio Calabria partiranno pure le Frecce Rosse, e quindi da Agrigento arrivare a Roma in 8 ore si può arrivare anche a Roma, cosa che prima non avveniva. Ecco, tutto questo chissà, è forse un sogno, non lo so. Io ieri, l'altro giorno, quando ho parlato con il vice ministro, alla presenza anche di Conte, perché c'era Conte proprio davanti, e sono rimasti sorpresi da questo enorme numero di firme che sono riuscito a raccogliere. Loro stessi, cioè il vice ministro mi ha detto che c'è una possibilità di poterla fare, anche perché non costerebbe chissà quante cifre. Promesse, non lo so. Io spero che tra 5-10 anni una cosa del genere si possa realizzare. Io ce l'ho messo tutto, anche interpretando la parte di un cittadino che vuole crescere la propria terra anche in funzione del futuro per i figli e per i nipoti.